It's been done from New York to LA, from London to Paris. You can do it. I giovani veneti nel mondo hanno scelto Montevideo, capitale dell'Uruguay, per la loro assemblea. Per una settimana i lavori si sono concentrati sulle attività fin qui svolte e sono state gettate le basi per progetti futuri. Patrizia Burigo, coordinatrice regionale dei Giovani Veneti nel Mondo e vicepresidente dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, ne parla al nostro microfono. I giovani veneti nel mondo a Montevideo hanno avuto l'opportunità di confrontarsi e di dialogare sulle progettualità future. È stato molto importante il confronto diretto perché altrimenti viene sempre mediato da posta elettronica, telefonate e quant'altro. Invece direttamente, guardandoci negli occhi, si ha la possibilità di confrontarsi e di parlare di problemi concreti e anche di progetti concreti. Dal documento finale è emerso condiviso il progetto della banca dati per il 2009, un progetto che tende a far sì che venga creata appunto una rete di professionisti veneti, oriundi veneti nel mondo, al fine poi di sviluppare progetti economici, sociali e culturali. Diciamo che gli interscambi, i soggiorni, i progetti culturali è quello che fino adesso è sempre stato fatto e sicuramente bisognerà continuare su questo solco e su questa tradizione, però ci vuole anche qualcosa di innovativo, soprattutto anche nel campo economico. Noi pensiamo che creare questa rete, questa banca dati e quindi avere questi nominativi di giovani professionisti nel mondo serva poi per incentivare e per sviluppare anche progetti economici. Credo che dalle tradizioni, dalla cultura bisogna fare questo salto anche verso l'economia e quindi questa rete economica nuova che si viene a creare tra i veneti residenti nel Veneto e i veneti all'estero. A Montevideo c'è stata una grande partecipazione di giovani, infatti oltre ai delegati ufficiali, i 12 del Comitato all'estero e i 14 del coordinamento regionale, negli ultimi giorni sono arrivati numerosi giovani dall'Argentina e dal Brasile, oltre che ovviamente ai locali dell'Uruguay. La prossima riunione è da definire, lo decideremo prossimamente, quasi sicuramente si tornerà in Veneto. Noi comunque a settembre con la ripresa delle attività ci ritroveremo qui a Padova come siamo soliti fare all'incirca ogni mese per definire appunto il progetto della banca dati e per continuare nelle nostre attività. It's been done from New York to LA, from London to Paris. You can do it. You can feel it.